Grazie alla comunità del Cornuda e al sindaco che molto degnamente la rappresenta, perché ci ha ancora una volta messo gratuitamente a disposizione la sala. Unico comune. Il sindaco si sta avviando ad una importantissima riunione dei sindaci della provincia di Treviso. Io, facendomi portatore, immagino, del vostro pensiero, gli rivolgerei una richiesta. Sindaco, fa presente ai sindaci della provincia di Treviso che ne abbiamo piene le palle. Della provincia di Treviso, non tutti ovviamente con le dovute distinzioni, perché non si può mai massificare, però se per parlare in termini generali lo stesso, si stanno facendo acquistare da Banca Intesa, la quale sta rovesciando sul territorio della provincia di Treviso e sul territorio del Veneto una pioggia di milioni di euro come finanza. Cosa sta succedendo? Don Enrico. Eccolo qua. No, perché dopo girare la testa che nega tutto il collo. Dino. Allora, per non portare via, non per non fare gli onori a Don Enrico, che dopo vi aiuterò più ampiamente, ma per non portare via tempo al sindaco che deve andare a questa importante riunione, mi preme far presente quello che ho detto anche in altre occasioni che abbiamo condiviso, e cioè Banca Intesa sta rovesciando sul territorio una pioggia di milioni come finanza, la cosiddetta finanza etica. Che cos'è la finanza etica? La finanza etica è un modo trasversale di acquietare le pubbliche amministrazioni mettendo a disposizione dei soldi per iniziative che di solito non serve a niente. E questo noi lo riteniamo non etico, ma pesantemente negativo proprio sul piano etico e morale. Perché noi stiamo vivendo su un territorio dove ci sono moltissime persone che cominciano a rinunciare alle cure mediche, non hanno più la possibilità di avere un'adeguata assistenza alla persona nei centri di assistenza e anche in famiglia, perché molti di questi sono stati colpiti dalla disgrazia delle banche popolari venete, e Banca Intesa, che fa da sciacallo in questa vicenda perché ha acquistato le nostre banche per €1.000, ivi compreso patrimonio immobiliare e tutta la clientela, ed ha fatto utili straordinari attraverso questa operazione, legittima sul piano formale ma non certo sul piano etico e morale. Banca Intesa, invece di intervenire in aiuto di quelle persone che sono state per prime vittime di una serie di contingenze che non vado a qualificare per non essere querelato, perché stiamo subendo anche pressioni di questo tipo, una serie di contingenze negative che però si sono viste spogliate del patrimonio del lavoro di anni, di generazioni. Bene, Banca Intesa, invece di intervenire a favore di queste persone, a favore degli invalidi che non hanno più la possibilità di avere assistenza, e ne abbiamo conosciuti tantissimi, rovescia soldi a fondi perduti per iniziative tipo il Festival dello Sport. 50.000 euro, 60.000 euro a Montebelluna, ed è un caso, ma sono molti, rovesciati a Montebelluna per insegnare non si sa chi come legarsi le scarpette da calcio. Allora, su un territorio come Montebelluna, che ha pagato pesantemente la vicenda delle banche, noi ci troviamo con sindaci che si gongolano per aver ottenuto un aiuto finanziario da parte di Banca Intesa per un intervento sicuramente positivo, ma non indispensabile.
Sarebbe indispensabile andare ad assistere quelle persone, quei risparmiatori che in questo momento sono in grave difficoltà economica e morale, cosa di cui tutti i sindaci della Marca se ne sono ampiamente dimenticati, fatta esclusione di uno che si chiama Claudio Sartori. Allora Sindaco, magari mitigando l'incazzatura che probabilmente ho palesato, porta questo nostro messaggio di pace ai sindaci. Fammi la cortesia, grazie. E un grande applauso perché hai preso il 70% di voti, un plebiscito nel suo comune. Allora, prima di andare avanti su questa riunione, che non è una riunione informativa, ma è una riunione operativa, do la parola a Don Enrico perché è tanto che non lo vediamo più di persona e volevo sentire la sua voce perché è sempre motivo di ispirazione e di grande trasmissione di serenità che sta venendo meno in molti di noi in questo momento. Grazie Don Enrico. Vi dirò con grande sincerità che è un mio onore essere vicino a Armand e a tutti coloro che stanno lottando per questo, compresi tutti voi e tutti gli altri fratelli che chiedono solo giustizia e nient'altro. Io non ho grandi meriti, se non essere stato presente le volte che potevo agli incontri. Sappiate però che io partecipo con la mia persona, con la mia preghiera e con la capacità di indignarci davanti a questi fatti mezzi criminali che hanno portato via alla povera gente la serenità della loro vita, soprattutto o nell'età anziana o nelle fabbriche o nelle aziende che hanno costruito praticamente il sudore della loro fronte per la vita. Io dico solo questo: ricordatevi che questa è una lotta di civiltà. Voi lottate per ottenere giustizia e finché non verrà fatta continueremo insieme a lottare, perché è un atto di grande dignità umana. Non si può permettere che i soldi vengano portati via da parte dei ricchi ai poveri per degli sposalizi economici in cui il denaro è diventato il dio di questo mondo. Allora ricordatevi che io sono vicino col mio spirito a tutti voi. Tutte le volte che potrò verrò. Spero che nel giro di poco tempo possa risolversi qualche cosa, perché altrimenti l'indignazione deve esprimersi in maniere forti e vi ringrazio. Continuiamo a lottare perché chi non partecipa alla lotta, eccetera, eccetera.